politici veneti che coltivano buoni rapporti con la Russia, l'accusa pesantissima di un'inchiesta giornalistica internazionale, tempesta nella Lega, tra i nomi nel mirino quelli di Stefano Valdegamberi, Paolo Tosato e Roberto Ciambetti. Lo speaker dell'opposizione in Consiglio regionale Lorenzoni attacca, Zaia intervenga, chiariscano subito, i diretti interessati smentiscono ogni ipotesi e parlano di una guerra di propaganda in corso. È il grande giorno del Carnevale di Venezia, questa sera la parata sul Canal Grande con luci, danze e colori, aprirà ufficialmente la Kermesse. Troppo part-time, precariato e troppo pendolarismo, dipendenti di Poste Italiane in sit-in davanti alla sede di via Torino a Mestre per chiedere all'azienda più attenzione verso i lavoratori. Se sarà pizzicata ancora a rubare andrà in carcere la borseggiatrice condannata a 6 mesi dal Tribunale di Venezia dopo essere stata accolta in flagranza ieri a Rialto. No ad altre vendite delle isole lagunari, Poveglia deve rimanere a uso pubblico, riparte la mobilitazione dei cittadini dopo che il Demanio sta nuovamente sondando la possibilità di venderla o darla in concessione a privati. Dopo un lungo silenzio Beatrice Via torna sui social e spiega i motivi della sua assenza dopo le Paralimpiadi di Tokyo, ha dovuto affrontare alcuni interventi chirurgici, ma ora è pronta a gareggiare di nuovo. Edizione veneziana dei telegiornali di Antena 3, buonasera, ben ritrovati. Dunque in primo piano l'accusa pesantissima di un'inchiesta giornalistica internazionale che in queste ore sta creando una vera e propria tempesta. Si parla di soldi e regalie a politici veneti che coltivano buoni rapporti con la Russia ed emergono i nomi di alcuni politici veneti, tra i principali quelli di Stefano Valdegamberi e Roberto Ciambetti. Legittimare l'occupazione russa in Crimea e promuovere politiche pro-Mosca in Europa. Questo è l'obiettivo dell'International Agency for Current Policy, realtà guidata dal parlamentare russo Sargis Mirzakhanian, la cui attività è stata svelata da un'inchiesta giornalistica internazionale, complici migliaia di mail che dovevano rimanere riservate e che conterrebbero invece le prove di come i lobbisti russi intendessero pagare i politici con tanto di onorari e budget per piani di viaggio, compresi soggiorni in resort a 5 Stelle sulle rive del Mar Nero. È in questa fitta corrispondenza che emergerebbe con forza il nome del consigliere regionale Stefano Valdegamberi, già assessore regionale e oggi nelle file della maggioranza a Palazzo Ferrofini. Sarebbe stato lui il principale referente politico dell'agenzia russa non solo in Veneto ma in tutta Italia. Accanto a quello di Valdegamberi anche i nomi di Paolo Tosato, senatore leghista veronese e già consigliere regionale, e di Roberto Ciambetti, anche lui leghista e attuale presidente del Consiglio regionale. Nel materiale raccolto dal pool investigativo, va detto, non risultano documenti finanziari o estratti conto capaci di dimostrare che i pagamenti siano stati effettuati, semmai l'evidenza di una relazione costante nel tempo e che avrebbe portato nel maggio 2016 il Consiglio regionale del Veneto, primo in Italia, ad adottare una risoluzione a firma Valdegamberi per l'autodeterminazione della Crimea, tesa a far togliere le sanzioni alla Russia decise dalla comunità internazionale a seguito dell'invasione della penisola ucraina da parte del Cremlino. Sull'esempio veneto si mossero poi Lombardia e Liguria, tutti provvedimenti che ebbero un effetto tonificante per la propaganda di Mosca. Nell'inchiesta giornalistica finisce sotto la lente anche la visita della delegazione veneta in Crimea dell'ottobre 2016, quando si siglò un protocollo di cooperazione fra Veneto e governo locale filorusso, presenti Ciambetti e lo stesso Valdegamberi. Per Stefano Valdegamberi il risultato del viaggio non è stato puramente di pubbliche relazioni, si legge nell'inchiesta pubblicata in Italia da IRPI, ma l'organizzazione di contatti promettenti per iniziative imprenditoriali che pagano le sue campagne elettorali e sostengono la sua attività politica. Parole pesantissime contenute in una mail inviata da un collaboratore al parlamentare russo, ma appunto da dimostrare, così come l'attribuzione allo stesso Valdegamberi di una somma da parte dell'agenzia russa di 3.000 euro. Da quello che ho letto, la persona più coinvolta è il collega Valdegamberi. Però ecco, il ruolo istituzionale di Roberto Ciambetti credo lo coinvolga e richieda veramente di chiarire e dare massima trasparenza ad ogni possibile coinvolgimento. Valdegamberi, poche ore prima della diffusione dell'inchiesta, ha pubblicato un post sui suoi social anticipando la propria presenza al sit-in "Il popolo non vuole la vostra guerra" in Piazza Bra a Verona. Scommettiamo che la mia partecipazione a questo evento provocherà un attacco mediatico nei miei confronti nei prossimi giorni, preparato all'estero e consegnato ai media italiani compiacenti. Prendete nota di questo post, dice Valdegamberi. Insomma, gli elementi per un'altra tempesta perlomeno politica ci sono tutti.
Ma se io fossi il presidente Zaia, chiederei alle persone del mio gruppo di chiarire, di dare massima trasparenza ad ogni punto, perché io penso che le persone che li hanno votati debbano avere chiarezza e debbano togliersi qualsiasi dubbio in merito a vicinanze che dal punto di vista politico non sono oggi giustificabili. I diretti interessati non solo smentiscono ogni ipotesi di regalia, ma parlano di una guerra di propaganda in corso. L'opposizione si occupi piuttosto di Panzeri, dice il Presidente del Consiglio regionale Ciambetti. Avendo vissuto quei momenti e come lei ha definito agenti della propaganda russa, questi che stanno scrivendo sono agenti della propaganda contro Russia, che in un momento di in un conflitto armato sta facendo opera di disinformazione. Io posso assolutamente smentire che ci siano state regalie o altre cose, perché ripeto, sono assolutamente, e per come sono state scritte e messe in fila, una serie di inesattezze, per non dire anche bugie, che lasciano il tempo che trovano. Una guerra di propaganda, non ha dubbi il presidente del Consiglio regionale Roberto Ciambetti, che dice di non aver mai conosciuto il parlamentare russo Mirzakhanian. Nell'inchiesta però figura anche una certa Marina Klebanovic, attivista russo-polacca con un'ampia rete di contatti nell'ambiente delle destre europee, avrebbe tenuto le relazioni anche con i media. È passato molto tempo, stiamo parlando del 2016-2017, ci mancherebbe. Sinceramente non mi ricordo se c'era una Marina o qualcos'altro fra gli addetti stampa dell'Economic Forum a Yalta, però ripeto, quel signore lì citato vi assicuro non l'ho mai visto, mai sentito. Ciambetti, che da ultimo commenta la richiesta urgente di chiarimenti formulata dall'opposizione di Arturo Lorenzoni, tirando in ballo il Qatargate e lo tsunami che si è abbattuto sui socialisti europei. Io vorrei chiedere se Lorenzoni ha mai conosciuto Panzeri nelle sue attività istituzionali o professionali. Da Verona interviene Valdegamberi a margine del sit-in contro la guerra in Piazza Bra. Mai ricevuto regali né case, dice. La linea è la stessa di Ciambetti, anzi più dura. Tutte balle, questo è il modo proprio per fare giornalismo o per fare disinformazione, fatto ovviamente da chi mandanti, sappiamo chi sono, non sono italiani, vengono dall'estero, perché bisogna convincere gli italiani che è giusto andare in guerra, è giusto fare la guerra per gli altri. La pagheremo cara questa scelta noi nel futuro, la stiamo già pagando cara dal punto di vista economico. Se noi guardiamo anche le sanzioni recenti, se noi guardiamo gli effetti delle sanzioni, stanno svalutando l'euro rispetto al dollaro, il dollaro ha recuperato sull'euro, il rublo ha recuperato, alla fine prendere quel posto sono proprio gli italiani, le imprese italiane, le case di riposo che si vedono l'energia cara, le tariffe care, e tutte conseguenze di scelte scellerate dal punto di vista politico. Noi invece di pensare alla politica dei russi o alla politica degli americani dovremmo cominciare a pensare alla politica dell'Europa e prima di tutto dell'Italia. Voltiamo pagina, è il giorno del Carnevale di Venezia, questa sera la parata sul Canal Grande con luci, danze e colori che aprirà ufficialmente la Kermesse. Primo giorno di Carnevale qui a Venezia e già dalla mattina si vedono le prime splendide maschere sfilare tra le calli. Motivo di svago, motivo anche di confrontarsi con l'altra gente, anche di far contenti altra gente, ti chiedono le foto insieme, li vedi col sorriso, li vedi, insomma, sembra proprio una cosa bella, ecco. Di gioia, uscire un po' da tutte le giornate grigie. Il Carnevale prende ufficialmente il via. Questa sera con il grand opening Take Your Time for the Original Signs, il Canal Grande si colorerà di luci, danze e musica. Uno spettacolo con tutti i simboli della tradizione in un'atmosfera ancestrale. Venite sul Canal Grande, dalla ferrovia fino al bacino di San Marco. C'è una grandissima barca creatura che abbiamo chiamato Original Dreamer, con tutti i protagonisti del Carnevale di Venezia, con effetti speciali, con musica, una cosa pulsante e viva che attraverserà tutta la città portando la Maria dell'anno scorso Alice Bars
fino a San Marco. La parata sarà capitanata da un unicorno su uno sfondo bianco come le pietre fondanti dell'architettura della laguna. 50 artisti vestiti con le splendide creazioni degli storici atelier veneziani che faranno rivivere le rive di colore e arte. Un carnevale ricco di eventi ovunque. L'anno scorso abbiamo creato questo palcoscenico all'aperto con un grande teatro galleggiante, abbiamo visto una grande risposta sia del pubblico veneziano, ci sono dei biglietti a disposizione per i residenti della città, sia per gli ospiti per la città, e quindi da sabato 11 e domenica 12 per tutta la settimana grassa, dal giovedì grasso 16 fino a martedì, un grande spettacolo sull'acqua. Venite a vederlo, ci sono ancora dei biglietti disponibili, è anche un'occasione per scoprire uno spazio incredibile della città quale l'Arsenale di Venezia. Pronta anche la macchina della sicurezza per gestire gli afflussi di persone sia a Venezia che in terraferma, con le numerose sfilate di carri che quest'anno saranno anche a Mestre per la prima volta. A Palazzo Labia la selezione delle 12 Marie del Carnevale saranno protagoniste per tutta la durata della Kermesse, la presentazione in Piazza San Marco l'11 febbraio. Saranno tra le protagoniste indiscusse e più attese del Carnevale di Venezia 2023, scelte a Palazzo Labia le 12 Marie del Carnevale, l'evento ideato e voluto dall'indimenticabile regista Bruno Tosi e oggi portato avanti con passione dalla Presidente della Festa delle Marie, Maria Grazia Bortorato. Per essere scelte, le ragazze, per vivere un'esperienza indimenticabile, hanno fatto parte di un gruppo di quasi 80 candidature da tutta la città metropolitana. Le 12 Marie saranno presentate ufficialmente alla città sabato 11 in Piazza San Marco, dove arriveranno, novità di quest'anno, in gondola. Sono felice di queste ragazze, mi sembrano, a parte la bellezza, mi sembra che potremo andare d'accordo e che sarà, come sempre, come tutti gli anni, una grande Festa delle Marie 2023. L'ho appena detto alle 12 Marie di quest'anno che Maria si è per sempre. Saranno ambasciatrici della città di Venezia. Chi ha spiccato il volo della Festa delle Marie è stata l'attrice Claudia Marchiori, oggi di livello nazionale, Maria dell'anno nella prima edizione, che proprio in questi giorni è tornata a Venezia, la sua città, in veste di giurata e selezionatrice delle nuove Marie. È una grande emozione essere qua, mi sento a casa, particolare perché ovviamente in una veste nuova, e sono molto felice perché abbiamo selezionato ragazze belle sia dentro che fuori a 360 gradi, perché la bellezza non è solo estetica ma anche di contenuto. C'è una parte di fortuna e una parte di impegno e di studio, quindi se la fortuna ti tocca bisogna coltivarla. Ricordo una ragazza molto emozionata che non credeva ai suoi occhi, non se l'aspettava tutta questa grande emozione, tutta questa esperienza. Potenziati da inizio febbraio alcuni collegamenti acqui, ora proprio con il Carnevale tutti i servizi sono stati incrementati, ma poi le corse notturne rimarranno anche dopo la conclusione della Kermesse. Un altro passo importante verso il ritorno alla normalità pre-pandemia del trasporto pubblico in laguna. Da inizio febbraio è tornato il collegamento, anche dopo le 20, della linea notturna 51 e 52 tra il Lido e le Fondamente Nuove, confermata all'ospedale civile. Questo consente un collegamento diretto di trasporto pubblico che era molto richiesto dalla cittadinanza, che si è mobilitata anche con varie raccolte di firme. Per il Carnevale ci sarà un rinforzo di tutti i servizi per accogliere i numerosi turisti che da tutto il mondo arriveranno in città. Dopo la conclusione del Carnevale, le linee notturne però rimarranno in servizio per tutto l'anno in modo stabile. Ha riattivato il collegamento fatto dal 5.1 e 5.2 tra il Lido e Fondamente Nuove, con la fermata ospedale. È un servizio molto importante che viene riattivato dopo la pandemia, consentirà ai lidensi e a coloro che abitano in Pellestrina di raggiungere nelle fasce serali della giornata l'ospedale, di potervi far ritorno dopo essere andati a trovare i propri cari. Anche altre linee verranno potenziate da primavera. È un ritorno alla normalità, è un ritorno a quei pieni servizi che ACTV sta cercando di dare ai propri cittadini. Troppo part-time
part-time e precariato e troppo pendolarismo. Dipendenti di Poste Italiane in sit-in davanti alla sede di Via Torino a Mestre per chiedere all'azienda più attenzione verso i lavoratori. Manifestazione organizzata da SLC CGIL. Poste è la più grande azienda italiana e adesso ha un progetto importante, Polis, per portare i servizi su tutto il territorio. Il problema è che servono le persone, bisogna assumere le persone e stabilizzarle, invece ci sono ancora tanti precari, tanti a tempo determinato, tanti part-time e soprattutto tanti pendolari. E così non si può garantire un servizio. Precariato e pendolarismo scandiscono la politica aziendale di Poste Italiane, denunciano i lavoratori del sindacato della comunicazione della CGIL in presidio davanti alla sede di Via Torino a Mestre. Chiedono di mettere in primo piano i dipendenti, spostati spesso da un punto all'altro, dicono, come pacchi postali. Noi abbiamo lavoratori di Venezia che lavorano a Padova, abbiamo lavoratori di Padova che vengono mandati a Venezia, abbiamo lavoratori in giro per la provincia per andare a fare mansioni che sarebbero coperti da lavoratori che avrebbero effetti sul loro pendolarismo pari a zero. Lei dove abita? Abita a Mogliano Veneto. E dove lavora? A Padova. Quanti chilometri fa al giorno? 95 km al giorno. Lei dove abita? A Mestre. E dove lavora? Al CMP di Padova. E quanti chilometri fa al giorno? Faccio 37 km andata e 37 km al ritorno. Altro problema è quello del personale precario o part-time. Il part-time è una condanna, perché condanna i lavoratori ad essere poveri pur lavorando. È un'esigenza che crea l'azienda, perché così ha dei lavoratori più flessibili, più ricattabili, che hanno bisogno di sbarcare il lunario e quindi fanno turni, fanno straordinari solo ed esclusivamente perché l'azienda sfrutta la loro condizione. Si sarà pizzicata un'altra volta, a rubare andrà in carcere la borseggiatrice condannata a 6 mesi dal Tribunale di Venezia dopo essere stata sorpresa ieri a rubare a Rialto. Abbiamo salvato, diciamo, un portafoglio, addirittura un'intera borsa che era stata derubata sul ponte di Rialto. Consigliere leghista della Municipalità di Venezia Murano e Burano e attivista di lungo corso dell'associazione Cittadini Non Distratti contro la piaga dei borseggi, Monica Poli è raggiante all'uscita dal tribunale. Appena il pomeriggio prima a Rialto era andata in soccorso assieme ad altri volontari dell'associazione a 2 giovani turiste straniere cui avevano rubato una borsetta. Questa mattina c'è stato il processo per direttissima. È stata condannata a 6 mesi con la sospensione della pena e alla prossima però se viene trovata colta ancora in flagrante con la denuncia o la querela dei turisti va direttamente in galera. Una risposta concreta alle critiche di chi lamenta ladri a piede libero nonostante una sfilza di denunce. In questi giorni l'arrivo massiccio di turisti per Carnevale va di pari passo alla calata di borseggiatori che operano a Venezia nei periodi più affollati. Per noi è una gran vittoria, anche perché in questo momento di trambusto che non si capisce questa riforma Cartabia che sia stata attuata per noi in questa maniera è un gran successo. Riparte la mobilitazione dei residenti dell'isola di Poveglia dopo che il demanio sta nuovamente sondando la possibilità di venderla o darla in concessione a privati. A Venezia la mobilitazione è ripartita. L'avviso esplorativo dell'Agenzia del Demanio per acquirenti o privati concessionari per le isole di Poveglia e di Sant'Andrea ha rimesso in piedi quell'ampio movimento di cittadini che nel 2014 era riuscito a raccogliere quasi €500.000 per mantenere Poveglia un'isola pubblica per tutti e l'associazione Poveglia per Tutti. Noi abbiamo presentato alla manifestazione di interesse un progetto di un parco urbano lagunare, che sarebbe il primo del genere in laguna, un parco pubblico utilizzando i fondi che abbiamo a disposizione, €240.000, che sono stati messi a disposizione dei soci, per cui lo offriremo alla città. Oggi dalla Giudecca l'orizzonte appare fosco. Avvolte nella nebbia, le isole della laguna sud lasciano solo indovinare il proprio profilo, ma non possono nascondere il loro destino. Le Grazie, dove una volta c'erano malattie infettive, ospedali, e adesso l'hanno comprata, venduta e privata anche quella. Là c'è l'isola di San Clemente,
dove c'era l'ex manicomio femminile e adesso c'è tipo San Clemente Palace, un altro albergo, Sacca Sessola, e là abbiamo il Marriott, l'isola delle Rose, non si chiama più Sacca Sessola, l'isola delle Rose. In mezzo, là tra le due, c'è Santo Spirito a sinistra, che era tipo una polveriera per le militari, e anche quella l'hanno venduta. Però sono ancora fermi, devono fare un residence, è ancora fermo. Oltre che per uno spopolamento mai conosciuto neppure in tempo di peste, gli ultimi decenni di storia del Comune di Venezia saranno ricordati per la privatizzazione sempre più consistente del suo territorio, venduto a pezzo al turismo. Ma in quell'arcipelago della Laguna Sud c'è ancora un'isola libera, Poveglia. Abbiamo raccolto l'interesse, ma non solo l'interesse, il sostegno e il coinvolgimento di una quarantina di associazioni locali che non solo dicono sì, vogliamo anche noi che Poveglia rimanga pubblica, ma siamo disposti a metterci in gioco per la gestione del parco urbano lagunare a Poveglia. Dopo un lungo silenzio, Bebe Vio torna sui social e spiega i motivi della sua assenza, alcuni interventi chirurgici a cui è stata costretta a sottoporsi dopo le Paralimpiadi di Tokyo. Con la consueta carica di energia, la campionessa di scherma paralimpica moglianese Beatrice Bebe Vio rompe il silenzio e spiega il perché di questa lunga assenza. Il doppio Tokyo è stato pesante, ha affrontato e superato anche alcuni interventi chirurgici. Ora è pronta a tornare per un'altra Mission Impossible, sempre con il sorriso. Per riassumere quest'ultimo periodo, diciamo che il post Tokyo è stato un po' più pesante del previsto, a livello fisico intendo. Tutte le operazioni fatte prima sono andate benissimo, infatti l'Olimpiade, come avete visto, è andata molto bene, la Paralimpiade di Tokyo è andata molto bene, e dopo Tokyo abbiamo riniziato, diciamo, a rimettere insieme i pezzettini in qualche modo, abbiamo fatto varie operazioni, abbiamo provato a sistemare la spalla destra, il gomito sinistro, le anche, insomma un po' tutto, stavo cadendo a pezzi, però mi hanno aggiustata, mi hanno rassettata tutta. Obiettivo: Parigi 2024. Dobbiamo tornare, bisogna rifare la qualifica, c'è la prima gara, lo scopo della prima gara sarebbe marzo, adesso forse dicendolo me la sto tirando parecchio, però nel caso vi faremo sapere perché abbiamo bisogno tanto di tifo, abbiamo bisogno tanto di voi che ogni volta ci mandate un sacco di messaggini molto molto carini dove insomma ci incitate a tornare, ci incitate a fare di più, a dare di più. Non solo scherma, anche studio. Ecco allora un altro annuncio. Ho iniziato anche la mia ultima sessione di esami. E se Santo Totti vuole sarebbe figo riuscire a laurearmi entro maggio, mettiamolo così, forse dicendo anche questo me la sto tirando anche questo, oggi è la giornata che me la tirano un sacco di cose, però niente, no, è un insieme di cose, sono tante cose, sono tanto belle, bisogna lavorare tanto su tutte per riuscire ad ottenerle chiaramente, però niente, sarà un'altra Mission Impossible da riuscire ad ottenere, ma insomma abbiamo, come sapete, c'è una famiglia, una squadra, degli amici e un sacco di persone fortissime intorno. Forza Bebe Vio, dunque è tutto, vi lascio le previsioni del meteo, grazie per essere stati con noi, buona serata, buon sabato sera. Venezia, per le tue compravendite Venis Immobiliare Cera, agenzia leader. Benvenuti al meteo. Anticiclone delle Azzorre in declino, il tempo si manterrà stabile ma torna l'aria gelida di origine artica. Il dettaglio di domenica 5 febbraio. Sul Veneto cielo nel complesso poco nuvoloso con significativi spazi di sereno ma anche fasi di copertura piuttosto estesa. Limite delle nevicate in calo fino a quote collinari. Temperature in lieve diminuzione, minime tra -3 e 3 gradi, massime tra i 5 e i 7 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche qui avremo un ampio soleggiamento, qualche nube a carattere sparso ma del tutto innocua. Farà progressivamente più freddo con temperature minime sotto zero ovunque, massime sui 5-7 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove il cielo risulterà coperto con nubi basse e nebbie inizialmente, più sole invece a seguire. Temperature minime intorno a -1, -4 gradi, massime sui 6-9 all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro un buon proseguimento in nostra compagnia.
Venezia, per le tue compravendite Venis Immobiliare Cera, agenzia leader.